Siamo con Marina Alfier dei Comunisti Italiani che sostiene nella corsa alle regionali l'altro Veneto. Quali sono le ragioni per sostenere questa lista? Allora, sostenere questa lista è importante perché è una lista alternativa e di alternativa. Naturalmente combatte la corruzione, si oppone al Job Act, si oppone a tutte quelle forme di tipo governativo che stanno imbrigliando il paese dal lavoro alla sicurezza, ma anche proprio sul piano della legalità dei diritti, dell'assenza dei diritti. Ecco, è una lista che ripercorre, secondo il mio parere, molto a sinistra ed è per questo che l'appoggio. Io sono una comunista e quindi mi ritrovo in questa lista e soprattutto l'onestà intellettuale, morale di Laura Di Lucia Coletti, che è un'insegnante e che mi infonde fiducia, tutto sommato mi infonde fiducia. Non teme che in questo modo si finisca col favorire poi la vittoria di Luca Zaia, sottraendo magari dei voti ad Alessandra Moretti? Se il centro-sinistra avesse fatto tutta una coalizione unita avrebbe avuto più possibilità. Non lo so, da questo punto di vista non mi pongo problemi. No, il centro-sinistra non è più il centro-sinistra di un tempo. C'è un centro molto conservatore e anti-operaio, antipopolare e per questo motivo non vale la pena non votarlo assolutamente. Io credo che a destra Luca Zaia abbia già le sue gatte da pelare, come si suol dire, c'è già Tosi che serve a frammentare la sua parte, noi non abbiamo nulla che spartire. Non credo che un centro-sinistra, cioè il cosiddetto centro-sinistra della Moretti probabilmente i voti se li prende da qualche altra parte, al centro e anche alla destra. E Landini come lo vede? Formerà davvero un partito? Non credo formerà un partito, non è nell'interesse e neanche nella volontà di Landini. Landini è un sindacalista, è un capopopolo e ha visto giusto, ha visto quanto fortemente si è attaccato il mondo del lavoro in questo momento e sta cercando di fare una sintesi positiva nel senso della reazione e della lotta contro chi, contro anche questo, soprattutto questo governo che ha così tanto maltrattato il mondo del lavoro definendosi di sinistra o di centro-sinistra. E quindi io vedo molto positivamente, spero che la cosa vada in porto, lo dico anche da iscritta al sindacato ed iscritta alla CGIL, spero che si riesca a superare la frammentarietà categoriale che c'è all'interno del sindacato e che si riesca a ritrovarci tutti quanti in un unico obiettivo che è quello di ridare dignità al lavoro e soprattutto ricerca di lavoro.